Edilizia, mercato, investimenti, nuove sfide. Questo è il titolo dell'evento nazionale e della Confartigianato del Veneto, organizzato dalla Confartigianato Nazionale e ANAEPA, il gruppo di mestiere dell'edilizia nazionale, per fare il punto della situazione sul mondo della casa e dell'edilizia. Fino ad oggi il settore ha usufruito di incentivi e agevolazioni, non ultimo quello del 110% e dei super bonus, che però stanno andando ad esaurimento. Il governo sta decidendo in queste ore quale sarà la sorte di questi strumenti e quindi il mondo dell'edilizia nazionale e Veneto in particolare si confronta per capire quali possono essere le modifiche legislative da proporre al governo ed eventualmente anche nuove opportunità, nuovi campi di esplorazione. Tra tutti una ricerca che Confartigianato del Veneto ha incaricato a Smart Land, dove si è stata fatta la mappatura di tutti gli immobili pubblici dismessi in Veneto. Quello è un patrimonio di quasi 5.000 abitazioni o immobili che potranno essere recuperati o abbattuti se necessario, quindi fare anche più bello il nostro ambiente, oppure riconvertiti, e questo potrebbe cubare quasi 1,7 miliardi di euro di opere pubbliche che potrebbero essere fatte solo in Veneto. Oggi abbiamo un appuntamento, possiamo dire, nazionale nel settore dell'edilizia, importantissimo in questo momento, dove vediamo da un lato il 110 a termine. Speriamo che questo sia rifinanziato, anche rivisto ma rifinanziato, però soprattutto dobbiamo pensare al dopodomani. Il dopodomani lo troveremo dopo nelle spiegazioni di Smart Land, che potrebbe essere tutto il grande patrimonio pubblico dismesso e quindi da riutilizzare. Quindi è una grande opportunità per i comuni, per le amministrazioni e soprattutto anche per le nostre aziende e le imprese edili. E la Confartigianato del Veneto si pone come interlocutore privilegiato, per esempio con l'Associazione dei Comuni. Poi ci sarà tutto un lavoro da fare sul territorio, però ci si trova a un tavolo per discutere. Assolutamente sì, il Presidente dell'ANCI ha dato grande risalto alla nostra ricerca, grande soddisfazione. Io spero quanto prima di incontrarlo direttamente e mettere sul tavolo veramente un piano per riuscire a contattare e affinché questa nostra ricerca diventi un fatto di attuazione di questa opportunità. E ancora una volta l'edilizia si è dimostrata la categoria che può rilanciare tutti i settori e una nazione intera. Il 6% del PIL dell'anno scorso sicuramente è additabile all'attività fatta dell'edilizia. Che dire, il super bonus è stata una misura straordinaria per far ripartire tutta l'economia. Ora è il momento di fare una considerazione, di strutturare i bonus e chiaramente avere delle regole certe che permettano di poter organizzare le imprese e anche di calmierare i prezzi, perché programmando il mercato si adagia e possiamo lavorare con maggior tranquillità. Quindi strutturazione dei bonus e soprattutto regole certe e un occhio particolare per la cessione del credito mediante lo sconto in fattura. Il 110, i dati del dottor Quintavalle dicono che ha un'importanza fondamentale anche per sganciarsi da questa dipendenza dal gas russo, cioè c'è anche un ruolo per rendere autonoma l'Italia con il fotovoltaico, se possibile. Tutti gli interventi che vanno verso una economia sostenibile, verso un'economia circolare, sono propedeutici per non essere agganciati al consumo delle risorse fossili. Va strutturata, va organizzata, certamente un'autoproduzione o anche le comunità energetiche sono un obiettivo che dobbiamo perseguire tutti insieme. Ci faremo attori di queste richieste presso il nuovo governo, sperando che abbiano un orecchio attento anche a questo tipo di esigenze. È un evento molto importante dove andiamo a fare un'analisi di quello che è stato il 110 e portare le nostre proposte perché venga rinnovato, portato anche con magari importi con percentuali minori, però con regole certe, mi viene da dire, e anche tenendo conto che gli interventi di efficientamento dovranno avere un aspetto assolutamente sostenibile. Un altro tassello importante è stata anche la possibilità della cessione del credito, è stato quello che ha fatto partire tutto. Sicuramente sì, anche se con mille difficoltà, e anche qui chiediamo di mantenere questo istituto, però con alcune dimature, specialmente per quanto riguarda le responsabilità in capo alle imprese.
Il 110% sembra quasi andare ad esaurimento, però in realtà ha avuto un ruolo fondamentale. Oggi sono le giornate in cui la politica sta decidendo come dovrà evolvere, ma i risultati dei numeri parlano chiaro, è stato fondamentale. Assolutamente fondamentale, in particolare in una fase congiunturale che ha visto il PIL nel 2020 crollare del 10%. Quindi era necessario un impulso anticiclico più veloce possibile, che attivasse meno importazioni possibili e quindi lavorare sulla domanda per investimenti per costruzioni è stato assolutamente strategico. L'Italia ha mostrato una performance assolutamente divergente e migliore rispetto agli altri maggiori paesi europei e la spinta propulsiva della maggior crescita degli investimenti in Italia ci ha portato nell'arco del periodo fra il 2019 e il 2021 a una crescita superiore di 1,8 punti di PIL. Quindi assolutamente fondamentale poi anche oggi in questa drammatica crisi energetica, tenuto conto che abbiamo nel Veneto quasi la metà dei consumi che arriva dal settore residenziale e la crescita dei prezzi dell'energia sta impattando sulle famiglie venete per 2,2 miliardi di euro. Quindi dirottare il risparmio verso investimenti naturalmente con forme di incentivazione, quindi guardando al futuro di quello che sarà l'incentivo per gli interventi in edilizia, è sicuramente una strada maestra da continuare a perseguire, in particolare per superare questa drammatica crisi dei prezzi dell'energia. Quindi case più accoglienti, risparmio energetico, ristrutturazioni, questo ha portato però anche imprese e occupazione. Assolutamente, abbiamo avuto una forte crescita della domanda di lavoro, il mercato del lavoro in Italia ha ripreso i livelli pre-crisi, pre-Covid e cioè questa ripresa è tutta dovuta al comparto delle costruzioni. I servizi, complici lockdown, complici la fermata del turismo nel 2020 e la debole crescita nel 2021, ha dato un apporto negativo, adesso sta andando bene, ma le costruzioni sono quelle che sono riuscite ad attivare domanda di lavoro mantenendo una tenuta sociale in un momento come quello successivo alla pandemia, assolutamente che poteva avere risvolti drammatici sul piano sociale. E una volta tanto l'Italia è locomotiva d'Europa, avete scritto, cioè le performance dell'edilizia ha cubato 16 miliardi nell'ultimo anno, mentre gli altri paesi, Germania, Francia, sono tutti in coda, anzi l'Italia in qualche modo ha portato su l'Europa. Assolutamente sì, e questo è particolarmente rilevante tenuto conto che nel 2020 il lockdown in Italia è stato più severo, cioè ha coinvolto le imprese dell'edilizia in modo più accentuato rispetto alla Germania. In Germania, per esempio, durante la pandemia alcuni cantieri stradali li hanno tenuti aperti. Non in Italia, invece, in cui la stretta è stata più importante. Quindi siamo scesi di più nel 2020, ma poi c'è stata una fortissima crescita. Naturalmente stiamo parlando di risorse messe a disposizione sul superbonus, che dobbiamo sempre ricordarlo, è un'anticipazione che l'Italia ha fatto sulle risorse di Next Generation EU. Quindi siamo arrivati a questi risultati anche grazie a un'azione di solidarietà europea assolutamente fondamentale e che vediamo con qualche difficoltà si sta cercando di replicare sul fronte della crisi energetica. 110% ha avuto impatto economico fortissimo, ma in questo momento di crisi energetica ha anche un risvolto molto interessante. In Veneto le famiglie e le imprese consumano molta energia, dipendono molto, quindi passare al fotovoltaico grazie anche al 110 al risparmio energetico, cappotti eccetera, sarebbe un'opportunità ulteriore. Assolutamente sì, ecco, teniamo conto che in Veneto abbiamo una alta dipendenza energetica sul fronte delle abitazioni. In questo momento quindi risparmiare
sulle abitazioni è assolutamente fondamentale. Quindi la prospettiva degli incentivi in edilizia, in particolare il superbonus, nato come intervento anticiclico per contrastare gli effetti della pandemia, oggi deve essere proiettato nel lungo periodo per farci traghettare questa drammatica crisi energetica. Basti pensare che nella provincia di Vicenza l'impatto sulle famiglie vicentine dell'incremento dei costi di energia elettrica e gas negli ultimi 12 mesi arriva a toccare i 390 milioni di euro. Quindi su questo fronte è chiaro che dobbiamo fermare l'emorragia energetica attraverso gli interventi sulle abitazioni. Teniamo conto che abitazioni e la filiera dei prodotti per l'edilizia determina il 40% delle emissioni. Quindi da questo punto di vista anche la Commissione europea ha ritenuto questi interventi assolutamente strategici. Voi di Nomisma avete analizzato il passaggio dalla domanda di casa a quella di abitare. Cosa significa? Noi siamo esperti di monitoraggio della domanda delle famiglie italiane da più di 10 anni. È una domanda che cambia negli ultimi 10 anni, ma che è molto intensa. Oggi in Italia 3 milioni e mezzo di famiglie vorrebbero cambiare casa. La pandemia ha accelerato alcune difficoltà. Le famiglie si sono accorte che le case non sono più le case per dormire, sono sottodotate, ma negli ultimi 10 anni le famiglie si sono accorte che la casa non è in relazione con un contesto, non ha i servizi, quindi è come se noi avessimo sempre meno bisogno di contenitori, sempre più bisogno di una domanda di abitare che mette insieme i servizi, i contenitori e le funzioni. Progettare una casa non è progettare l'abitare. Queste 3 milioni e mezzo di famiglie molto spesso si trovano insoddisfatte nei confronti di un'offerta che non mette in relazione la propria casa con l'accessibilità, la vivibilità del quartiere, una serie di servizi, e questo richiede molto tempo di una rigenerazione. Ecco perché l'edilizia ha davanti una sfida che non è solo quella di rinnovare il 110, bisognerà ripensarlo perché il 110 è molto legato al contenitore. Le famiglie ci segnalano che molto spesso la domanda, l'acquisto, la locazione avviene quando avvengono una serie di questioni inerenti all'abitare e quindi quando ad esempio proponiamo un'offerta che sia contenitore, servizi e funzioni. Questo vale soprattutto per i nuovi anziani, ma vale anche per i giovani, ma vale per tutti quelli che vivono all'interno delle famiglie delle transizioni. Noi abbiamo visto che l'arrivo di un figlio, l'arrivo di non autosufficiente, tutti i problemi psicologici, noi abbiamo in Italia che moltissime famiglie hanno problemi di malati cronici in casa. Ecco, tutto questo ha a che fare non tanto con cappotti e serramenti, ma ha a che fare con un'offerta di abitare che in questo momento ha una forte carenza. E in tutto questo, così, si parla più di fuori città o di ritorno alle città? Guardate, questo andare e venire fuori e dentro la città è sempre stato dettato dai valori immobiliari. È stata più che altro una provocazione durante la pandemia di famiglie che volevano spostarsi fuori anche per accelerazione di un certo lavoro agile. In realtà abbiamo visto che le famiglie, soprattutto i giovani, hanno bisogno di urbanità, hanno bisogno di contesti in cui siano presenti i servizi, in cui siano presenti le relazioni, in cui siano presenti aspetti di commercio di vicinato, di prossimità, quindi laddove ci sia un'offerta culturale, un'offerta sociosanitaria, un'offerta anche di lavoro, lì si sviluppa una domanda di abitare, quindi dobbiamo pensare che questa provocazione durante la pandemia che tutti dovessero andare a vivere nei borghi si è già sgonfiata. Oggi sono le città quelle più sotto pressione e quelle che hanno una mancanza di un'offerta di abitare soprattutto per alcuni target. Una delle sfide della politica è quella di convincere
molti proprietari a concedere abitazioni a target più difficili, che sono studenti, che sono famiglie in difficoltà, perché le locazioni sono, come dire, una merce rara. C'è una banca dati molto importante nazionale che la Confartigianato del Veneto, attraverso una società a cui ha dato incarico, ha trasformato in una mappa interattiva. Quali sono le potenzialità di questa disponibilità di dati? È una disponibilità di dati molto importante a cui il Dipartimento del Tesoro sta lavorando dal 2010, quindi oltre 10 anni, ed è stata realizzata una banca dati che contiene oltre 2 milioni di record, quindi di informazioni su oltre 2 milioni di immobili pubblici tra fabbricati e terreni. Informazioni di dettaglio che quindi sono poi pubblicati in formato aperto. Infatti Smartland ha utilizzato proprio le informazioni disponibili per tutti, per i cittadini ma anche per istituzioni di ricerca, proprio come strumento di conoscenza e di analisi. Le informazioni sono appunto molto dettagliate e consentono di conoscere la consistenza ma anche l'utilizzo attuale degli immobili pubblici, e quindi questo rappresenta un giacimento di informazioni inestimabili per chi vuole anche appunto capire come poter riutilizzare eventualmente il patrimonio immobiliare pubblico. Quindi la trasformazione in mappa ha solo reso più facile da navigare, ma in realtà la banca dati è già disponibile. È già disponibile anche all'interno, insomma, degli applicativi del sistema del Dipartimento del Tesoro. Gli immobili sono geolocalizzati e stiamo anche lavorando, perché appunto abbiamo effettuato una migrazione proprio dallo scorso anno su una nuova piattaforma, e quindi questo consentirà ulteriormente di ampliare le potenzialità di questa banca dati attraverso anche un potenziamento dei collegamenti dei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, quindi poter collegare le informazioni anche con altre banche dati esterne e quindi con dati disponibili sempre appunto in formato aperto, quindi attraverso nuovi strumenti di business intelligence, e stiamo anche insomma lavorando anche a questo. Si è partiti da una banca dati nazionale di proprietà di un ministero, si è fatta una mappatura molto tecnica. I risultati principali quali sono? Allora, sicuramente la mappatura del patrimonio inutilizzato permette di mettere a disposizione, a conoscenza, le opportunità in termini di investimenti e rigenerazione. Quindi il primo elemento è la conoscenza di quello che in Veneto potrebbe essere riutilizzato, rigenerato e messo a disposizione per il territorio. Dall'altra la mappatura consente di relazionare meglio la domanda e l'offerta, quindi è vero che i comuni sono a conoscenza del loro patrimonio inutilizzato, ma oltre ai comuni fuori nessun altro li conosce, quindi lo strumento mette a confronto, consente di informare anche in base alle caratteristiche di ciascun immobile, quindi mettendo a disposizione epoca di costruzione, presenza di vincoli, destinazioni d'uso, e quindi di individuare il miglior intervento per quel determinato immobile in base anche alla localizzazione dell'immobile, quindi duplici aspetti che nell'insieme dovrebbero consentire l'attivazione di questo processo di rigenerazione. Stiamo parlando dell'8% dei 53.000 immobili pubblici del Veneto, quindi quasi 4.900 immobili che hanno un valore, o sia se si vengono demoliti sia se vengono ristrutturati. Il valore è tanto economico, dato dalla rigenerazione per l'appunto, ma anche l'attivazione di benefici ambientali e sociali. A livello economico si potrebbero attivare investimenti per oltre 1,7 miliardi che vanno dalla ristrutturazione alla demolizione e ricostruzione, alla rifunzionalizzazione, al restauro conservativo, quindi un insieme di interventi che andrebbero a ricoprire tutta la filiera delle costruzioni. Dall'altro i benefici sarebbero soprattutto e anche dal punto di vista ambientale, la parte ad esempio
esempio di patrimonio inutilizzato, inutilizzabile, privo di vincoli, datato, potrebbe essere oggetto di demolizione e rinaturalizzazione, quindi andando a restituire al territorio spazi rinaturalizzati, ma anche risparmi di CO2 grazie agli interventi di efficientamento energetico. E poi c'è tutto l'aspetto non di seconda importanza ma di primaria importanza, che è quello sociale, quindi andiamo a qualificare le città, i quartieri attraverso interventi di rigenerazione, quindi maggiore qualità urbana, sicurezza e poi spazi anche per restituire alla cittadinanza, alla comunità in base ai suoi bisogni, ai bisogni che manifestano.